Mister Topolini quest'anno è un concorso importante, una grandissima novità in senso assoluto, infatti abbiamo davvero l'internazionalità di tanti ragazzi. Io qui per esempio questo fior di ragazzo con un fisico, io poi vi inviterò a guardare bene i suoi addominali. Tu hai gli addominali che io avrò probabilmente fra 15 anni. Sì, diciamo un po'. Lo so, tu sei modesto, non mi vuoi dire che non lavoro mai, va bene, dai. È per me un piacere presentarti, nome e cognome. Sì, mi chiamo Messenja Tace, sono camerunese, vivo a Trieste. Sei del Camerun, bellissima nazione, tra poco inizieranno anche i mondiali di calcio. Speriamo di vincerlo anche. Io ve lo auguro, siete una bella realtà, tanto a noi ci fanno fuori subito, no scherzo, speriamo di no, però insomma il Camerun è forte, no? Io tiferò per il Camerun e l'Italia, insomma, vivendo in Italia. 50 e 50. Ecco, bene. Uno di loro vinca. Esatto, bello essere sportivi. Cosa fai di bello nella vita? Nella vita faccio quello che trovo, insomma, lavoro come operaio, poi faccio teatro. Bene, bellissimo. Allora, hai fatto bene, iscriviti a Mister Topolini perché tu sai che per te sarà la grande opportunità di essere visto da decine di migliaia di persone. Quindi, no, lo spero, è così, fidati, quindi l'importante è essere convinti, determinati. Allora, tu sei fidanzato? Sì. Quindi devi stare bravo, perché lo dico perché qua nei backstage di Mister Topolini pullula di belle ragazze, noi invece siamo bravi. Qualcuno mi ha già detto. Qualcuno ti ha già detto, vabbè, senti, cosa ti aspetti da Mister Topolini? Magari un sogno che si realizza come modello, come fotomodello, come attore? È un'esperienza, no? Che spero che mi porta a un futuro, essendo uno che fa, diciamo, il teatro, uno che spera di essere un attore. Spero che mi aprirà la porta, insomma. Certo, va bene, teatro, quindi insomma è una cosa tra l'altro molto difficile, dovrai studiare tanto, quindi sicuramente non mancheranno le occasioni per te di farti vedere dal grande pubblico che è già lì. Guarda quanti ce ne sono, guardali, guarda come ti stanno guardando. Vuoi salutare qualcuno? Ci sono tante da salutare, li saluto in generale, ciao a tutti, così qualcuno non mi dà un scacco. Bravo, diplomatico, lui saluta tutti, va bene. Tu sai già che numero sei? 4. Numero 4, va bene, in bocca al lupo, fai un bel saluto alla telecamera.